A 6 mesi dalla morte di Michele Merlo c'è un indagato. Nei giorni scorsi il fascicolo d'inchiesta, inizialmente aperto dalla procura a carico dei ignoti, è stato trasferito a Vicenza da Bologna, dove il cantante è deceduto per un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute. Secondo le prime informazioni, il reato contestato sarebbe quello di omicidio colposo in seguito a condotte mediche e l'identità della persona iscritta nel registro degli indagati sarebbe quindi da ricercare fra i dottori che hanno visitato Merlo in Veneto prima del crollo avvenuto in Emilia-Romagna. La famiglia del giovane ha appreso con soddisfazione questa notizia e ora i suoi cari e gli amici si augurano che si possa arrivare rapidamente a chiarire questa drammatica vicenda. Lo conferma anche l'avvocato Marco Dalben, che assiste la famiglia di Merlo. Non cambia assolutamente la posizione della famiglia. Come i genitori hanno ripetuto più volte, gli stessi non sono alla ricerca di un responsabile ad ogni costo, ma sono alla ricerca della giustizia. Se qualcuno ha sbagliato e se qualcuno poteva evitare il tragico decesso di Michele, ne risponderà secondo le norme dell'ordinamento penale e noi attendiamo fiduciosi che gli accertamenti che verranno condotti dalla procura proseguano e facciano il loro corso. Ora la Procura Berica delegherà quasi certamente nuovi approfondimenti per ricostruire ogni singolo passaggio della vicenda.